Riposerà nel cimitero di Fontaniva, nel paese dove vivono la moglie, i due figli, le amatissime nipoti Fatos Cenai, il 58enne di origine albanese morto 10 giorni fa dopo che un proiettile lo aveva colpito alla testa mentre domenica 8 giugno stava andando al lavoro in una fattoria didattica del comune con il suo triciclo. Un giallo su cui indagano i carabinieri che non ha ancora nessuna spiegazione. La famiglia accanto alla bara, coperta di rose bianche e rosse, è il silenzio ad accompagnare un saluto composto ma carico di commozione. Un saluto al quale alla spicciolata si aggiungono gli amici di Fatos Cenai e della famiglia. Lui era arrivato in Italia dall'Albania, dove era agente penitenziario, 3 anni fa. La figlia vive qui da tempo e a Fontaniva era stata raggiunta prima dalla mamma e dal fratello. Una famiglia bravissima, dicono i cittadini di Fontaniva, che ringraziano mamma e figlia per la cura che hanno avuto dei loro cari in difficoltà. Un uomo bravissimo, dicono anche di Fatos. Silenzioso e riservato, Fatos Cenai era ben voluto. La morte? Una pazzia, qualcuno ha voluto provare un'arma, ripetono alcuni, nessuno crede possa essere stato un cacciatore. Un'indagine difficile, neppure l'autopsia sul corpo del 58enne ha rivelato particolari fondamentali. Salutato dal parroco di Fontaniva, don Andrea Mazzon, adesso Fatos Cenai riposerà nel cimitero del paese dove i suoi cari vivono e dove aspetteranno insieme, come insieme hanno trascorso questi giorni difficili, di capire il perché di una morte che per ora non ha alcun motivo.